Amici bellini, è notte, quindi calma, però per voi è mattino, perché volevo regalarvelo proprio al mattino. Andiamo con i video a raffica, perché ci sono le parole di Spalletti, quelle di Raspadori, quelle di Lozano, quelle di Di Lorenzo, tantissime parole, le dobbiamo analizzare perché ci sono degli spunti molto interessanti, anche tattici, anche psicofisici. Cominciamo. Allora, le cose importanti: Andrea De Maio tra gli ultimi iscritti, benvenuti, bentornati, alle amiche belline che aumentano di volume, commentano sempre. Sto leggendo tanti anche nomi nuovi che commentano e mi appassiono sempre di più, come voi, insomma, vi appassionate a questo Napoli. Io mi appassiono alla mia community che non mi fa mancare il like, è come l'ovetto quotidiano, no? Un ovetto al mattino, il like lo lasciate anche per i video mattutini che molto spesso voi lo vedete, no? Che insomma io sono un po' affaticato, la giornata è stata lunga, però vedi, vi ricordate quando eravamo fragili mentalmente? Non è più così. Addirittura Raspadori ci fa sapere che siamo stati tosti mentalmente e un po' meno, forse c'è un po' di stanchezza importante. Ci sono moltissimi passaggi che dobbiamo analizzare, un po' bianco, vabbè, non è importante, che dobbiamo analizzare dalle parole di Spalletti a seguire. Se non vuoi sentire la litania te ne vai in camera tua, Proprio perché comunque la stagione è lunga, ci sono un sacco di impegni e serviranno tutti, come è importante che vi dica che serviranno tutti. Andiamo per ordine. A Spalletti gli si chiede, ovviamente questa è la conferenza, ma prima ancora della conferenza c'è un passaggio in intervista dove poi c'è pure questo siparietto con Capello. Prima di tutto Spalletti dice, allora no, gli schemi non esistono più. È quasi una frase allegriana, se vogliamo, proprio nel momento, nel periodo in cui i tifosi juventini, aneddoto, nella serata che ho fatto ieri, quello che si occupa delle luci, che è un italiano, un ragazzo italiano, tifoso juventino, e spesso parliamo di calcio così, alla prima che appena sono entrata ha detto, siete fortissimi, vi devo fare i complimenti, io non ce la faccio più, mi rosica, ma vi devo fare i complimenti perché voi siete fortissimi e noi facciamo pena, e l'ha detto proprio lui, quindi sono anche soddisfazioni che ci leviamo un pochino all'estero. La soddisfazione di leggere la lettera la devo avere, ci fa piacere, insomma. Però dice questa cosa quasi allegriana: gli schemi non esistono più, gli spazi non sono più tra le linee, gli spazi sono dove li vai a trovare, dove gli avversari poi ti lasciano questi spazi, e lì devi essere bravo nelle letture a capirlo. Però Spalletti ci dice una cosa importantissima per lo schema, che poi secondo me è la cosa più importante da sottolineare, perché parliamo di 4-3-3, parliamo di 4-2-3-1, ma Spalletti ci dice un altro numero, ma ci arriviamo con calma, vi lascio un po' di suspense sperando che non ve ne abbia parlato ancora nessuno. Questa è la mia cosa principale. Il calcio è bello, è facile, alle volte si dicono cose a caso o cose troppo banali. Io spero sempre di potervi portare mezza cosa che però non avete sentito da nessun'altra parte, se no che ci sto a fare. Insomma, il Napoli è l'esempio che risolleva tutto il calcio italiano. Spalletti dice, non so rispondere, è quasi una mezza polemicuccia, dice non ti so rispondere, una domanda troppo difficile per me, e ribadisce, quasi a contrapposizione del calcio italiano, ribadisce che il Napoli, che questi giocatori hanno fatto l'orgoglio del popolo napoletano, ed è bravo Spalletti, perché poi Spalletti lo dice a Capello, dice l'ambiente di Napoli lo conosco io, non voi. Ed è importantissimo questa cosa, perché non ci considerano, perché i dossier, nata voglia. E queste già l'hai detto. i dossier li fanno per il Milan, non li fanno per il Napoli. Ma andiamo con calma. Ripartiamo dalle cose belle o dalle cose meno belle, perché si è visto, insomma, ad un certo punto si è visto un Ajax europeo che ci ha messo un po' in difficoltà, e quindi Spalletti ci ribadisce, l'Ajax ci ha fatto vedere che cosa significa la Champions, ci ha fatto vedere cosa significa essere l'Ajax, ed è quasi contento Spalletti, perché, ed è importante, dà anche valore a questa vittoria il fatto che l'Ajax ha
dimostrato di non essere una squadra di scappati di casa, quella famosa frase che si porta molto a dire. No, è una squadra che se si mette lì ti crea difficoltà, sono pericolosissimi e ci sono state delle cose. Io non ce l'ho l'altra cosa, questa è acqua al limone, non è il gingerello, ma ci sono state delle occasioni e più tardi, quindi iscrivetevi al canale Telegram, più tardi stasera vi faccio arrivare analisi tattica con qualche screenshot, ci sono tantissimi screenshot che sto preparando e le pagelle perché ci dobbiamo divertire. Però questo avvalora anche la vittoria del Napoli. Sì, domanda su Osimhen ovvia, deve giocare di più con la squadra, lo dice Spalletti tranquillamente, anche quando glielo si chiede in intervista. Con Osimhen cambia un pochino il gioco, Spalletti lo dice, è un po' capoccione. Io il nuovo soprannome, segnatevelo, fuori men oppure osi gioco, nel senso che il ragazzo, l'abbiamo detto da tempi in memory, c'ha questo problemuccio qua dei tempi, il quando anche all'interno di una singola azione, il tempo di aspetta un attimo, tanto sei, te lo dico chiaramente Victor, tu sei più veloce degli altri, seppure parti in ritardo non vai in fuorigioco e te li mangi quei metri, vai tranquillo, quella foga, poi quando viene pure dall'infortunio È nervoso, guarda la gamba, guarda. con quella voglia di segnare, la voglia di essere protagonista in un Napoli che ha tanti protagonisti, in un Napoli dove Raspadori fa quel poco, dove Simeone fa quel poco, dove Kvara è amato da tutti, Osimhen non vuole essere dimenticato e quindi quella foga lo porta ad anticipare i movimenti. Purtroppo è così, però è anche quell'anticipare i movimenti, è anche quello che lo porta a fare il gol che fa, perché lui anticipa proprio il retropassaggio, lo capisce subito. Però Spalletti fa bene a ricordare che deve giocare di più con la squadra, anche la condizione ancora non ho così, e quindi il gol sbagliato facile, lui non è pulitissimo. E poi sottolinea anche, mi dispiace per Simeone, perché ho voluto mettere anche Osimhen per fargli recuperare un po' di posizione, ma anche e soprattutto perché spunto tattico, tecnico tattico, nel momento in cui si fa male Anghissà, speriamo che non è niente di grave, Guarda la gamba, guarda la gamba. lui dice: io mi accorgevo che ci stavano schiacciando un pochino e quindi stavamo un po' più bassi. Quando sei un po' più basso ti serve la gamba Guarda la gamba. per eventualmente fare qualche contropiede, e mi serve uno che quando viene più dietro al centrocampo la spizza di testa. La spizza è perché è un'azione che ho nella mia mente, un lancio penso di Kim dalla difesa, spizzata perfetta di Osi per Lozano che si invola e poi gliela para il portiere. Servono i centimetri e Spalletti ce lo ripete in tutta la conferenza, anche quando ci parla di Lobotka. I complimenti dell'allenatore dell'Ajax, Spalletti se li prende, fa piacere, un allenatore che comunque sta in una società importante, una società di quelle che prendono i giocatori anche da giovani, insomma sa di calcio e quindi fa piacere. Ma io voglio dire un bravo a Kvaratskhelia, proprio Kvara Khvicha Kvaratskhelia. Non solo Kvaratskhelia ma anche Lozano, che hanno fatto le corse all'indietro, e queste sono le cose che poi piacciono a Spalletti. Gli ha fatto bene. E questa è la cosa che è importantissima, che vi ho detto nel video di ieri. Se ve li siete persi andateveli a recuperare, perché non avete altro da fare. In ambito Napoli ci dobbiamo vedere tutti i video, dovete stare attentissimi perché le cose escono prima e poi noi dopo le valutiamo. E le corse all'indietro, perché se poi il Napoli diventa troppo ottimista, troppo sicuro di se stesso, è capace che non arrivi a poi mettere la pezza quando serve. Quindi i complimenti a Kvara per la fase difensiva, e anche sa l'infortunio è tutto da valutare. I dettagli sono i dettagli così, e bisogna, come si aggiustano i dettagli, come si curano i dettagli, bisogna essere continui, ragazzi, continui nella corsa, non prendersi mai pause. Alle volte nel campionato italiano se ti prendi una pausa vieni anche perdonato perché magari i tuoi avversari la sbagliano, non ne approfittano. In Europa, come Anghissà ha perso 3 centimetri perché era infortunato, ti hanno fatto il gol, e quindi questa è l'unica cosa, essere continui sempre nella prestazione. La qualificazione ti dà una spinta anche per il campionato, sì, e quindi quella famosa cosa, usciamo presto dall'Europa così ci concentriamo sul campionato, completamente disintegrata dal Napoli che fa bene in Champions. Allora sentiamolo adesso, concentriamoci sul campionato perché questo è l'anno buono. No, facciamo benissimo in Europa, che
e così anche le riserve sono più contente, ognuno ha spazio per fare quello che deve fare, si va avanti, si giocano tante partite, benissimo, gestione di Spalletti e si guadagna fiducia, vincere aiuta a vincere, è una banalità, ma è una verità, e quindi cioè, è molto meglio rimanerci in Europa, credetemi. E poi su Dombele sta migliorando, c'ha questo passo panterato, si dice Spalletti, però sta migliorando sicuramente, c'ha altre qualità, c'ha lo spunto, c'ha il tiro da fuori, c'ha l'occhio lungo, vede dei passaggi che altri non vedono, e quindi un po' il passo panterato quando deve fare la fase difensiva, e dovrà farla la fase difensiva, perché al posto di, chissà, se Spalletti non recupera Demme ci deve andare in Ndombele, che è tosto fisicamente, però la fase difensiva che ti fa chissà, per fisicità e per senso della posizione, è difficile da sostituire. Un difetto per Lobotka è facile, non è tanto alto, è l'unica cosa, ma è un giocatore top, quindi ancora su Ndombele si dice ma questo poi bravo in Champions, in campionato, così e così, come bisogna fare per migliorare? Spalletti l'ha battuta, bisogna trovare un altro allenatore che lo fa giocare di più, perché l'ho fatto giocare poco e quindi ci sta, e quindi gli piace poi, invece di ripetere le solite cose su Ndombele, ripete su Lobotka, dice a questo punto rendiamoci conto che è anche poco apprezzato e poco valorizzato per quello che poi ti dà in campo, veramente Lobotka straordinario. Poi ci sono parole di Lorenzo, l'ambiente era dispiaciuto, ci ricorda come si era avviati a questa stagione, ambiente dispiaciuto per le cessioni eccetera eccetera, ma abbiamo cominciato bene, ci siamo compattati e va benissimo. Il collettivo, perché si dice Lozano molto bene, sì, Lozano anche le due fasi, ma ci ricorda sempre il gioco di squadra e dedica la vittoria al gruppo, sempre il gruppo, perché è importante il gruppo, nessuno deve sentirsi tirato fuori da questo gruppo. Zanoli, Demme, Elmas, questi sono quelli che sono un pochino così. Gaetano magari anche lui si sentirà così, Zerbin ha avuto almeno il rinnovo, quindi si sente considerato, questi altri che ho citato, e non dimentichiamoci Zedatka, non dobbiamo dimenticarci di Zedatka, ma a noi ci interessa di più il Napoli. Poi parla anche Lozano dice semplicemente tutta la squadra, non solo io, è una società bellissima, il campionato aiuta anche per il campionato, sì, ma dobbiamo vedere partita dopo partita. Ma le parole di Raspadori, che dicono una prestazione un po' sotto rispetto alle ultime, c'è un po' di stanchezza, abbiamo fatto diversi errori ma siamo stati forti mentalmente, 4 gol in Champions sono un sogno, che squadra, è sempre meglio della squadra, e anche lui sul campionato, sì, questo ci dà una spinta ulteriore. Ragazzi, Spalletti ci ha detto che gli schemi non esistono, che l'ambiente lo conosce lui, quindi lui non fa l'attore e non è una persona normale. Raspa fa bene il corto lungo, se voi vi andate a rivedere la reaction, c'è a un certo punto Spalletti che proprio grida vai in mezzo, non si riferiva a Kvara, ma si riferiva a Raspadori, che non doveva fare sempre quel movimento a venire e poi rimaneva a centrocampo, perché lo avevano un pochino sgamato, lo aveva fatto anche all'andata eccetera, senza dire eccetera eccetera, che poi mi richiamano. 4-3-2-0 Spalletti ce lo inventa questo coso, perché praticamente la punta centrale ti sparisce e scompare dagli schemi, però non dice 4-3-3, cioè non dice 4-3-2, dice 4-3-2-0, e di solito quando tu dici 4-3-2-1 è il famoso albero di Natale di Ancelottiana memoria. Che cosa vuol dire? Vuol dire sempre quella ricerca di Spalletti di creare i 3 contro 3 piuttosto che, e l'ho detta bene, gli 1 contro 1, perché negli 1 contro 1 possono avere la meglio i difensori, mentre nei 3 contro 3 si può creare quella famosa rumba di cui ci parlava anche l'anno scorso e che l'anno scorso non si creava e che quest'anno ci sta creando. Quindi la ricerca e la voglia di avere gli esterni che riescono a stringere molto, con eventualmente i terzini che vanno internamente o esternamente a seconda delle azioni, e vedi che si crea quell'intruppo lì nella zona centrale dove il Napoli è pericolosissimo. Perché giochiamo bene di prima, perché abbiamo velocità, perché abbiamo spunto, e quindi la fantasia si sviluppa quando poi ci sta più dietro. Se te ne vai sull'esterno non sempre, anche perché, e qua la chiudiamo come analisi tattica e poi ne parliamo stasera, se hai Simeone è una cosa, se hai Osimhen ne è un'altra, se hai Raspadori è meglio fartela per via centrale, e il gol di Raspadori è proprio quello che significa, è proprio quello, perché poi si stringe, Kvara arriva all'assist più pericoloso e Raspadori buca centralmente. E invece c'hai le torri, c'hai Simeone, così puoi allargare magari un pochino più in ampiezza
e possono arrivare i cross. Io godo. Da New York, Valerio Fluido è tutto quello che mi sono dimenticato voi me lo potete ricordare, ma poi ne parliamo più tardi stasera. Io spero di potervi far arrivare un altro video, ci saranno altri spunti, ci saranno altre cose, noi cerchiamo di coprire tutto, anche perché poi io mi sto divertendo, non so voi. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Prendi più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.